nostra azienda inizia nel 1965, partiamo da un periodo dove c'era umiltà, c'era volontà di fare, c'era volontà di costruire, c'era volontà di migliorarsi, anche con poca cultura c'era la volontà di crescere, di fare qualcosa in più. E questo ci ha fatto dare l'impulso per riuscire a creare qualcosa, secondo me, che ha dei valori oggi. Nel nostro periodo, con poco si iniziava un'attività, diciamo con niente, no, con poco. Oggi non si può più farlo, perché uno per iniziare un'attività serve così tanta liquidità che se ce l'ha smette anche di lavorare, vive di rendita. In quel periodo le famiglie erano molto unite. Io ho di grossi esempi di mio nonno, di mio padre, ho iniziato un'attività con dei aiuti da parte loro. Ho cresciuto delle figlie che senza chiedere niente sono arrivate in azienda. Sono arrivate con una cultura che io non avevo e questo ci ha fatto la spinta per crescere, non più artigiano per la provincia di Verona, non più l'artigiano per la regione Veneto, ma l'industriale o per esso che costruisce un prodotto importante con il gusto dell'artigiano per tutto il mondo ormai oggi. I valori sono questi che abbiamo adoperato noi, che abbiamo portato avanti noi, che sono i valori della nostra terra che ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni, insomma. La nostra terra con umiltà, con la voglia di fare, mi ha insegnato a non accontentarmi, di seguire tutte le cose che vanno avanti. Il mondo va avanti, i gusti cambiano, le misure delle case cambiano, i clienti cambiano. Tu devi, con la voglia di imparare, tu segui tutte queste iniziative e seguendo le iniziative crei dei prodotti sempre all'altezza della richiesta. La bolla mi fa andare avanti. È quello che ci fa andare avanti, la soddisfazione di avere i nostri prodotti di tutto il mondo, e se no...